Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Vediamo subito una nuova partita giocata pochi giorni fa all'interno del FIDE Swiss, quindi questo grandissimo e fortissimo torneo Open, dove i primi due classificati accedevano di diritto al torneo dei candidati. Alla fine del torneo Firugia vincerà il torneo, Caruana secondo e quindi entrambi qualificati al torneo dei candidati. Con il bianco qui abbiamo il grande maestro francese Maxime Lagarde, ho proposto altre sue partite in precedenti video, e con il nero il grande maestro greco Stelios Alkias. La partita inizia così, quindi C4, cavallo F6, siamo nel pieno dell'apertura inglese. Contro l'impianto G6 del nero, quindi contro questo fianchetto, il bianco può rientrare in altre aperture, tra cui l'est indiana, quindi in questo momento gioca D4 proprio probabilmente con l'idea di centrare qualche preparazione. Dunque siamo nella variante principale dell'apertura est indiana. Questa qui la consideriamo appunto come linea principale, e dopo arrocco cavallo C6 è senz'altro il seguito più comune, dove c'è tantissima teoria, sono almeno 20 mosse di teoria per giocare bene l'apertura sia da una parte che dall'altra. Il nero qui ha deciso di giocare una linea secondaria, ha giocato cavallo A6, la cui idea futura è quella di conquistare la casa C5 e dopo una cattura in D4. Alfiere G5 da parte del bianco, e questa vi dico che è una mossa che sta diventando un po' di moda. In tante linee dell'apertura est indiana il bianco spesso propone un alfiere che salta in G5 cercando di creare la spinta del pedone in H6, quindi questa spinta la potremmo anche considerare un indebolimento, dopodiché torna indietro e cerca da lontano di dar fastidio proprio alle case nere, a quella casa H6 che comunque sia rimasta debole. Cavallo G4 giocata in partita, il nero vuole chiaramente cambiare l'alfiere di casa scura e quindi l'alfiere torna nella casa di partenza. Domanda, qualcuno potrà chiedere, ok, cosa è servita questa manovra del bianco? Perché in effetti il cavallo nero sembra che abbia preso più spazio, si trova lì in G4, quindi in una posizione offensiva, e magari questa mossa H6 potrebbe comunque essere una mossa utile perché non permetterà possibili salti futuri in G5 di alfiere o cavallo. Allora, provo a rispondere. Spero che qualcuno si sia fatta questa domanda, comunque cerco di dare una risposta. In questa posizione il fatto che il mio avversario, il nero, abbia giocato H6 permetterà alla lunga tentativi di controgioco lungo quella diagonale, quindi prima o poi si potrebbe riproporre la batteria, e chiaramente questo cavallo in G4 non ha un gran futuro perché semplicemente con una mossa potrei scacciarlo. In questo momento non è chiaro come il nero debba impostare il suo sviluppo, perché il bianco non si è pronunciato, non ha spinto, solitamente il nero cerca di provocare questa spinta per poi impostare la tipica spinta di rottura con F5. Finché il centro non è chiuso, la spinta in F5 ancora non è realizzabile. Ricordate questo concetto: se giocate l'est indiana, se il centro è aperto si può aprire, la spinta in F5 quasi sempre sarà un errore. C6 giocata da parte del nero, a questo punto arriva D5, il centro è chiuso, sì, e allora F5 rientra tra le mosse possibili. Il bianco qui gioca una mossa molto particolare e anche molto profonda, perché decide di muovere uno dei pedoni dell'arrocco, quindi decide di fare G3, che chiaramente potrebbe essere un invito al nero di sostenere la spinta in F4. Attenzione però che il centro non è completamente chiuso, perché si potrebbe prima o poi da parte del bianco catturare in C6, distrarre i pezzi neri in difesa, e allora a quel punto il nero avrà senz'altro i suoi problemi. Quindi bisogna un po' fare attenzione perché ancora non è chiaro come il nero deve sostenere la spinta in F4. Vi invito anche magari a vedere questa partita sui vostri database, e se vedete questa posizione le statistiche danno ragione sempre al bianco. Cavallo F6 giocata in partita, cavallo H4, c'è una debolezza, ricordate quella famosa mossa alfiere G5 giocata prima? Ok, ha provocato H6 e adesso che è stato spinto in F5 il cavallo in H4 guadagna un tempo importante su questo pedone. Cavallo per E4, cambia il centro e a questo punto cavallo per C6. Sono stati semplificati dei pedoni, ma chi ne esce meglio a mio avviso è sicuramente il bianco. Come vedete il bianco è rimasto scoperto per quanto riguarda i suoi pedoni dell'arrocco, perché è rimasto questo pedone H6 superstite, ma come vedete non svolge alcun ruolo difensivo.
E l'altra idea del bianco che prima o poi, dato che il centro non è chiuso, questa apertura con pedone per C6 aprirebbe le case bianche con possibili attacchi. Torre F7 la mossa della partita, alfiere 3, e a questo punto alfiere H3 da parte del nero. La mossa più spontanea è ovviamente Torre 1, però per chi ha visto delle precedenti partite commentate di Maxime Lagarde, dovete sapere che lui è un giocatore molto estroso, molto combinativo, molto tattico, e qui non si tira assolutamente indietro e propone una mossa molto bella, alfiere G4. Ovviamente l'idea è cambiare questi alfieri, alfiere per G4, donna per G4, le minacce tattiche aumentano perché alfiere per H6 è nell'aria e chiaramente questo pedone non è più difendibile. Ovviamente su alfiere per G4 la linea della partita, comunque l'idea del bianco è esattamente quella di sacrificare la qualità per occupare questa casa E6, quindi questa casa bianca. E la partita continua, cambio al centro, cavallo C7 per sostenere questo controllo e donna C4. Donna C4 ripropone nuovamente alfiere 6 perché dopo la cattura il pedone bene 6 comunque sia da noia e chiaramente ci sono seguiti tattici. Una mossa lenta come A6 potrebbe seguire alfiere 6 e dopo il cambio bisogna fare attenzione perché se la torre si sposta arriva nuovamente la spinta in E7. Occhio che la donna si trova sulla stessa traiettoria del re del nero. Tornando indietro, tornando alla partita, donna C4 giocata, donna E8 e a questo punto donna per E4. Il compenso per il pedone esiste, il bianco ha la coppia degli alfieri, un cavallo in G6 molto difficile da rimuovere e chiaramente una buona iniziativa sulle case bianche. Questo alfiere come idea futura ha il salto in E6, ma non è da meno anche un possibile salto in H5. Donna B5 giocata, torre D1 e il nero va a caccia di pedoni. Il bianco continua il suo attacco, quindi alfiere 6 attacca la torre che è comunque inchiodata. Occhio che in realtà l'altra idea potrebbe essere donna F5 oppure il cambio seguito da donna F5, così come cavallo E7. Ci sono tanti modi per provare a creare problemi al re nero. La partita continua, cavallo per E6, pedone per E6 e dopo torre C7 arriva torre per D6. Allora, dal punto di vista del materiale, il bianco ha recuperato abbastanza, diciamo, ha pareggiato il numero di pedoni, anzi ne ha uno in più, che è questo pedone in 6 fortissimo, e soprattutto sta dirigendo tutti i suoi pezzi sul lato dove si trova il re avversario, quindi questa non è una posizione per nulla facile da parte di entrambi. Qui l'idea del bianco potrebbe essere donna D5 e il nero ha anticipato il tutto con donna per A2. Cavallo H4 giocata, tipica manovra. Se il nostro avversario non ha più un controllore, un contatto sulla casa F5, noi dovremmo cercare di portare un cavallo, e questa è stata esattamente l'idea del bianco del grande maestro Maxime Lagarde. La partita continua, torre F8, cavallo salta in F5, occhio perché alfiere per H6 o cavallo per H6 sono mosse abbastanza ambiziose che sono nell'aria, donna E2 e a questo punto donna B1, mossa lenta. Questa è senz'altro una mossa lenta, ma ve la spiego subito. È ovvio che in caso di catture in H6 poi alla fine ci sarà quest'alfiere che non può più riprendere il pedone laterale, il pedone esterno. Come può continuare il bianco? Il bianco può continuare in tanti modi, tra cui anche la spinta in H4, che la spinta in H4 vi dico che in realtà è la mossa che propone Stockfish, perché considera che dopo torre C1 scacco re H2 questo re, nonostante sia apparentemente circondato da pezzi del nero, non subirà nessun attacco. Questa posizione Stockfish, il software, la considera assolutamente vinta. E chiaramente non siamo delle macchine e donna B1 sembra molto naturale perché ci togliamo dell'inchiodatura, riproponiamo la minaccia con la cattura in H6 e ovviamente manteniamo il controllo della traversa 1. Donna H5 giocata, E7, ok, E7, occhio, voglio mangiare qui, torre per F5 e arriva torre D8. Adesso è molto affascinante questa situazione in cui adesso vedrete un po' cosa accade. Pedone per F8, alfiere per F8, dal punto di vista materiale abbiamo più o meno pareggiato, si può intuire che questo re è abbastanza scoperto
ma la posizione crolla nel giro di qualche mossa. Alfiere per A7, donna F7, e dopo donna D3, donna E6, e qui purtroppo per il nero, nonostante una lotta abbastanza agguerrita, c'è una mossa che lo costringe all'abbandono, ed è torre per F8, alla quale seguirebbe re per F8, e quindi questo scacco diventa decisivo perché si attacca sia il re che la torre. Questa è una partita molto complessa. Nella parte iniziale, adesso la rivediamo, c'è parecchia teoria, e quindi abbiamo visto un po' come condurre l'apertura estindiana in una linea minore, perché questa che è un cavallo a 6 sicuramente non è la principale. Alfiere G5 è una mossa che, come vi dicevo prima, sta andando parecchio di moda, e la partita continua è continuata in questo modo. Ricordate che se da nero siete degli amanti dell'estindiana o comunque volete provare questa apertura, non fate mai F5 finché il centro non è chiuso. La partita continua. Qui il centro in realtà non è chiuso, quindi F5 si potrebbe fare perché comunque sia questa cattura al momento non porta a nulla, però è già una mossa molto impegnativa. F5 giocata, G3 per rallentare un po' l'attacco avversario, e la partita continua, dove questo cavallo salta in H4, attacco il pedone G6, i pedoni dell'arrocco del mio avversario sono stati tutti mossi, e quindi dopo questi cambi dal punto di vista posizionale il bianco è più che soddisfatto. Mossa molto affascinante da parte di Maxime Lagarde. Alfiere G4 siamo ben disposti a sacrificare la qualità per avere un ottimo controllo delle case bianche. Così è andata esattamente la partita, finché c'è un momento in cui forse il bianco dà qualche opportunità. E in questa posizione alfiere 6 è la mossa giocata, torre C1 chissà, forse è un altro modo di interpretare la posizione. L'idea potrebbe essere un sacrificio in C7, e lì me la gioco tranquillamente con 2 qualità in meno per attaccare con la coppia degli alfieri il mio cavallo contro il re. Alfiere 6 giocata in partita, lì il cambio, e a questo punto dopo torre C7, torre per D6. Posizione resta comunque ancora molto complessa, finché arriva la mossa risolutiva, questa manovra di cavallo, ricordate che è sempre molto forte, e ogni qualvolta il vostro avversario non controlla la casa F5. Donna E2 giocata, donna B1 controlla l'ingresso della torre nemica lì in C1, e dopo donna H5 arriva E7. E7 porta delle semplificazioni, dove alla fine il bianco cattura il pedone in A7, la sua struttura pedonale è molto solida, molto più forte rispetto a quella del nero, e c'è un grande margine di errore perché l'alfiere è inchiodato e non ci sono più pedoni dell'arrocco. Come vedete, la donna da lontano controlla tutte case molto importanti intorno al re del nero, e qui il nero in realtà crolla perché dopo una partita molto complessa commette un errore. Questo è il tipico del momento in cui giochiamo sempre posizioni dove ci difendiamo. Spero che questa partita vi sia piaciuta, a me è piaciuta tantissimo. Come sempre vi invito a commentare nel video, a seguire i social di Matto Scacco. Appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!